Giorni di festa, di preparazione e di eventi questa settimana alla Farm Cultural Park di Favara, che compie 7 anni dalla sua fondazione. La realtà che ha contribuito a rilanciare l'immagine di Favara dal punto di vista turistico e culturale va adesso in seconda elementare, dunque, come affermato dallo stesso ideatore e fondatore Andrea Bartoli. Per l'occasione innumerevoli sono i lavori in corso tra le strutture facenti parte della Farm e altrettanto innumerevoli le iniziative e gli eventi che sono già in corso, che stanno per iniziare e che vedono coinvolte nel progetto, oltre naturalmente alla Farm, anche altre realtà favaresi. Tra queste ad esempio l'Ente Comune, il Palazzo Cafisi, il Castello Chiaramonte per l'esposizione di varie opere, il Quid Vicolo Luna e tante altre. Andrea Bartoli, papà del Farm Cultural Park, che compie 7 anni. Sì, adesso andiamo in seconda elementare quest'anno. Insomma, siamo arrivati a un'altra meta importante. Ogni anno è sempre più bello festeggiarlo perché Farm sta crescendo, cresce anche in contenuti, in qualità, in ospiti, in turisti visitatori, cresce anche la città di conseguenza perché Farm è Favara e Favara è Farm. Cosa hai preparato per questi giorni di eventi? C'è di tutto e di più. Innanzitutto si parte in collaborazione con il Comune di Favara e con Palazzo Cafisi. Abbiamo un evento molto importante con una mostra di 300 artisti giapponesi. Poi qui a Sette Cortili si inaugura Mercato Sette Cortili, che è un progetto legato al food. Abbiamo inaugurato il Fuori Farm al Quid Vicolo Luna con tantissime realtà coinvolte, sparse per la città, dai Filibreri a Marzipan all'Alba Palace a Milia, quindi è oramai un sistema dell'arte, un sistema della cultura, un sistema dell'ospitalità che si muove in maniera compatta per il futuro di questa città. Tra le nuove proposte che verranno offerte non mancheranno nemmeno opere non convenzionali. Una sorta di quadro domestico, ad esempio, stava venendo installato fino a ieri sul terrazzo di una struttura facente parte del complesso della Farm. Il progetto, guidato dall'architetto Dario Felice, prevede l'installazione di una cucina, di una camera da letto e soprattutto di un complesso di docce denominato Re Sole. Il tutto non servirà solo come elemento decorativo, ma potrà essere anche usufruito da chi vorrà magari provare a fare una doccia all'aria aperta. Re Sole è un padiglione docce, è una doccia in miniatura sul terrazzo, su questo appartamento esploso che sta diventando il terrazzo, insieme alla cucina, alla camera da letto. Adesso anche le docce riescono a completare un quadro domestico. L'idea di Re Sole nasce da quasi uno sberleffo a chi forse non si vuole lavare troppo. Il Re Sole si narra che si sia lavato soltanto una volta al superamento della maggiore età, e quindi questo è un po' un indirizzo verso chi vuole lavarsi. A conclusione dei festeggiamenti per i suoi 7 anni, venerdì e sabato la Farm sarà la sede di tantissimi eventi, tra i quali l'inaugurazione di una mostra curata dall'architetto e docente universitario Salvatore John Liotta, che vedrà coinvolti alcuni tra gli architetti giapponesi più famosi al mondo. La conclusione, che poi è un inizio della stagione estiva, sarà venerdì e sabato con la preview e poi la giornata di grande festa del compleanno di Farm con 1000 eventi, tra cui l'inaugurazione di una mostra della quale siamo molto fieri perché è una mostra dei 14 architetti giapponesi più importanti del mondo sul rapporto tra spazi pubblici e spazi privati e il tema delle case condivise, delle shared house. È una mostra che ci fa riflettere su quello che è la responsabilità pubblica di noi cittadini nel progettare un edificio, la dimensione pubblica di una facciata di un edificio, ma anche l'idea di poter progettare, costruire, realizzare delle abitazioni o degli edifici in modo completamente diverso, in modo completamente nuovo, in modo molto più efficace, moderno, resiliente, contemporaneo. In questi giorni alla Farm non ci si annoierà di certo, dunque. D'altronde le iniziative hanno sempre contraddistinto questa realtà che nel corso degli anni ha saputo attirare sempre più curiosi, turisti, cultori e perché no, anche qualche coppia che ha scelto la Farm come location degli scatti fotografici in occasione del proprio matrimonio. Soddisfatto si è detto Bartoli, il papà della Farm Cultural Park, che mentre si gode l'area di festa va preparandosi anche per la stagione estiva.
Io immagino che anche quest'estate arriveranno tantissimi turisti, un po' come l'anno scorso solo nei mesi estivi sono passate 80.000 persone. Quest'anno nei primi mesi da gennaio a maggio abbiamo avuto un trend di crescita del 120%, immaginiamo che nei mesi a venire ci sarà veramente tanta gente qui a Favara e siamo pronti ad aspettarvi.